La terza corsa è una prova per 3 anni non vincitori di 5.000 euro in carriera. Ci sono i Gentleman in Psyche, una prova in cui Donna Cast e Davide Ama si dividono i favori del pronostico, poi Diablo GV e gli altri tutti oltre la doppia cifra. Si va in partenza, l'allineamento che inizia a formarsi lungo la curva di sinistra, l'1 Dr. Breed, 2 Doncaster, 3 Double Jet, 4 Donna Cast, 5 Discaliadri, 6 Diablo GV, seconda fila 7 Delivery Day Mag, 8 Davide Ama, 9 Dinatà, 10 Diritto d'autore. Allineamento un po' confuso, macchina prende velocità, problemi per Donna Cast. È rimasta lì Donna Cast e allora si parte, sbaglia anche Diablo GV ed è Discaliadri a cercare di andare al comando, ma al suo interno rinviene bene Doncaster che si installa al comando, ripiega in seconda posizione Discaliadri, in terza c'è Double Jet, mentre sbaglia anche Davide Ama che stava risalendo, e così di fuori si trova Diritto d'autore che punta dritto sulla stoppata da parte di Doncaster. Numero 8 Davide Ama squalificato. All'attacco di Doncaster e dopo 400 metri scarsi passa a condurre. La mossa in contropiede da parte di Massimiliano Michelotto. Numero 4 Donna 32. Cast squalificato. Mentre rinnova l'errore finisce squalificata anche Donna Cast, così i più attesi sono fuori. E allora Diritto d'autore può guidare il gruppo dall'avanguardia. 48 per i primi 600 metri di corsa, Doncaster in seconda posizione, Discaliadri in terza, di fuori risale Dr. Breed, trascinandosi Delivery Day Mag. Diritto d'autore un vantaggio, va a completare i primi 800 metri in 1-3 e mezzo. Di fuori sempre Dr. Breed che cerca di risalire, allo steccato Doncaster, poi Discaliadri. Quindi Delivery Day Mag, ancora Double Jet, Dinatà e Diablo GV. Il chilometro se ne va in 1.19.1 con Diritto d'autore in vantaggio, Doncaster sempre nella sua scia, Dr. Breed che sbaglia e così rimane in terza posizione Discaliadri. Numero 1 Dr. Breed squalificato. Delivery Day Mag che prova a progredire trascinandosi Double Jet i 3/4 di miglio con una frazione in 15.2. E Diritto d'autore è sempre in vantaggio, filato da Doncaster, prova a fare l'arrivo Double Jet che si libera dalle posizioni di retroguardia e viene avanti in maniera decisa, anticipato da Delivery Day Mag, la retta d'arrivo per Diritto d'autore che è inseguito numero 6, da Doncaster e a centropista da Double Jet. Diritto d'autore in vantaggio, ha sempre quella lunghezza da gestire nei confronti dei rivali. Diritto d'autore che nella finale viene a vincere per l'esultanza di Massimiliano Michelotto, al secondo Doncaster, al terzo Double Jet, 31,5 da arrivare, 1.18,3 il ragguaglio cronometrico. Maurizio Visco al training, i colori della signora Anna Visco ai colori. La mossa vincente dopo 200 metri, andare diretti su Doncaster, prenderlo probabilmente in contropiede, passare a condurre per gestire i parziali al comando. Questa è la mossa vincente di Massimiliano Michelotto che con Diritto d'autore porta a casa la terza corsa dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna.